E anche oggi ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta. Quindi stasera ci vediamo l'Italia con l'Ucraina, sfida da dentro o fuori. E poi si va verso Juve-Inter con un po' di acciaccatelli, si vedrà cosa si può recuperare. C'era McKennie un po' così e così, sì, no, sì, forse più sì che no, comunque vedremo da qui a 6 giorni se può recuperare, dai. È importante la fisicità di McKennie, è importante, è un ragazzo che corre dall'anima. Tecnicamente si può discutere, però ci servono gli operai pure, perché sarà una partita dura, tosta e lunga. Rabiot ce l'abbiamo, sta bene, Chiesa tutto ok. Danilo, ahimè, a proposito di soldati, di operai, di giocatori che macinano, ahimè, non è disponibile, non ce la farà. Danilo ci voleva per una partita del genere. Maschi è dura. Vabbè. Comunque non ci sono grosse novità, andiamo avanti. Oggi è lunedì e abbiamo tempo. Ora io continuo qua, vediamo cosa viene. C'è un caldo della Madonna, siamo a novembre, lunedì 20, a parte la mattina presto un po' di frescura, ma manco freddo, si può parlare di freddo, un po' di frescura. E la sera un po' di aria frizzantina, ma non si chiama freddo. E siamo il 20 novembre, al momento accendono le luci di Natale e ancora siamo qui con queste maniche corte, belli freschi. E questo non poi frega. Raga,